Continuiamo la nostra scalata, ovviamente di tanto in tanto perdo appositamente appunto delle partite per cercare di rimanere il più a lungo possibile sullo stesso punteggio e così riuscire a fare tante partite nella stessa centinaia di punteggio. Ok, questa mossa è strana, noi sappiamo, l'abbiamo detto mille volte, ma lo ridiciamo, che la mossa migliore ora era un cavallo F3, tra l'altro costa 1000 punti, quindi se il nostro avversario gioca in maniera tranquilla, perché no andare a contrattaccare subito prendendoci il centro. Il centro è la parte più importante della scacchiera. Ora potremmo prendercelo subito. Facciamo così, ce lo riprendiamo subito. Ci aspettiamo un cavallo C3, ma credo che non funzioni. Questa è sbagliata. Pedone arretrato, questa è la definizione. Studiando le strutture pedonali noi possiamo imparare tante cose. Questo è un pedone arretrato, sarà obiettivo di attacchi in futuro, alfiere in F5, varie manovre di cavallo, brutto indebolimento. Tra l'altro si è creato anche un buco in D4, qui sarebbe bellissimo piazzarci un cavallo, ma c'è tempo per tutte queste cose. Adesso semplicemente ritiriamo la donna, abbiamo già un vantaggio dato appunto da queste sue cattive spinte di pedoni. Ricordati di spingere i pedoni il meno possibile e quindi ok, giochiamo cavallo C6 con l'idea di prenderci subito questo bellissimo avamposto. Ovviamente non lo andremo a fare subito, tanto c'è tempo. Dobbiamo prima svilupparci, arroccare, mettere sicuramente l'alfiere in F5 e chi attacca a questo punto, anzi tra l'altro quando lui metterà l'alfiere in fianchetto, l'alfiere F5 insieme alla regina attaccheranno proprio qui. Ora lui continua a spingere e non so ancora bene quale sia la sua idea. Penso che la sua idea sia di arrivare in H6 e disturbarmi un pochettino. Quindi impediamogli che lui possa spingere ancora un po', o a meno che lui non voglia uscire con la torre, ma non capisco ad ogni modo quale sia il suo obiettivo. Giochiamo H6, una mossa che non avrei voluto giocare, ma questo stile così strano mi sta spaventando. Ovviamente questa spinta non la potrà mai fare perché questa casa è abbondantemente controllata dai miei pezzi. Ok, mi immagino che voglia prendere spazio anche qui e perché no giocare a 5 per giocare contro la sua voglia di prendere spazio, perché immaginati nel momento in cui questo pedone sarà arrivato qui il mio alfiere camposcuro ha pochissimo spazio, qui non potrà andare, dovrà giocare solo qui. Invece gioco contro, guarda, quasi sempre una spinta in A3 corrisponde a poi una volontà di giocare B4. Io ti consiglio di giocare a 5 e metti a tacere tutte le cattive intenzioni del tuo avversario. Mi sarebbe piaciuto svilupparmi in queste due mosse anziché giocare due mosse di pedoni. Lui sta solo giocando mosse di pedoni, ma il bello degli scacchi è di giocare contro le idee del nostro avversario. Oh mio Dio, cosa sto vedendo? Non può avere 1000 punti questo giocatore. Ha mosso tutti i pedoni dell'arrocco, cioè i pedoni proprio che non dovresti muovere li ha mossi tutti. Ha debolezze in ogni dove e ci sono buchi ovunque. Questo è un buco, questo è un buco. Adesso posso giocare subito alfiere G4, minaccio la donna, mi prendo sto pedone. Ci sono buchi ovunque, ovunque. Posso venire qui con il cavallo che insieme al mio alfiere poi può andare in F2. Cavallo qui interessante se viene qui con l'alfiere. Sto facendo 4 calcoli, non gli catturo io questo pedone perché altrimenti arriva con l'alfiere. Arriva con l'alfiere, quindi gli mantengo volentieri le debolezze. Sto pensando a alfiere G4, attacco la donna, attacco il pedone. Donna in B3 per attaccarmi il pedone. Cavallo in D4 minacciando la donna e qualcosa di buono sicuramente succederà. Facciamola. La facciamo oppure arrocco prima e vado sul sicuro? Non lo so, anche questa sicuramente non è male. Su questa alfiere 2... alfiere 2 già non mi fa impazzire. Non mi fa impazzire. Ho trovato la confutazione che è alfiere 2. Quindi sarebbe prima meglio mettere un cavallo qui o prima ancora sviluppare un pezzo. Senti. Ma se io mi sviluppo, lui cattura qui, io vado di cavallo, lui arriva con la regina qui, devo mettere la regina. Ma dai, credo che non ci siano particolari cose. Credo che un alfiere qui possa solamente andare bene.
Ora sì che ci sono idee di andare in F2, vorrei arroccare il prima possibile. Ora questa è diventata ancora più forte perché c'è l'inchiodatura, anche se c'è sempre cavallo G4. Come ferma l'attacco lì sopra? La mia domanda è come fa a fermare l'attacco lì sopra? Non può fermarlo. Se io ora gioco cavallo G4, tac, tac. Allora, non vorrei che con un colpo di fortuna riesce a fermarlo, perché il fatto che arrivo qui, lui toglie la donna e poi c'ho gli attacchi di scoperta. C'ha più fortuna che anima questo giocatore. C'ha più fortuna che anima. E a questo punto... giochiamo tranquilli, vai. Giochiamo così. Ok, continuo a sviluppare i miei pezzi, questo è quello che mi interessa in questo momento, ma soprattutto voglio arroccare. Non ho potuto arroccare subito perché altrimenti mi catturava qui, no? Ed era un problema, non potevo ricatturare perché era tenuto dal cavallo. Quindi vediamo cosa fa. Alfiere 2 penso che sia la mossa corretta in questa posizione. Mamma mia, brutta posizione la sua, brutta. Siamo pari di materiale, ma queste sue scelte lo stanno veramente portando a prendere brutte decisioni. Ok, credo che sia arrivato il momento di arroccare, che dici? Credo che sia arrivato il momento di arroccare. Se catturo qui viene su con la torre. Donna di 7, guadagno un tempo sulla torre che si deve spostare. Dopodiché c'è donna G4 e guadagno il tempo su G3. Forse la cattura è ancora meglio. Cattura. Donna di 7, la mia donna si mette sulle case chiare, visto che da qui non faceva assolutamente nulla. Attacco la torre che si dovrà spostare, dopodiché la mia regina all'entrata micidiale su G4 dove attacco G3, pedone non debole di più. Esatto, tac, penso che poi lui debba giocare robe così, ma a quel punto ci sono cose meravigliose. Meravigliose. Vai, la minaccia ora di entrare su G3 con attacco su re la torre. È vero che la torre è difesa dal cavallo, ma questo scacco è tremendo. Ora posso anche addirittura arroccare lungo, così la mia torre si ritroverà già a raggi X sulla sua donna. Comunque l'idea di dare scacco non me la toglie nessuno, ma anche quello di arroccare lungo. Quindi diamo uno scacchino che non fa mai male, uno scacco. Si parerà con la torre, se si para con la torre prende scacco matto. Deve andare con re in F1. Va con il re in F1, arriva addirittura a cavallo G4 attaccando la torre, che deve andare in G2 attaccando la mia regina. Urco, questa non me l'aspettavo. Qui c'è uno scacco che posso dare. In questo modo devio il cavallo e gli prendo la torre. Questa è buona, vediamo se c'è di meglio. In tutto questo non ho ancora arroccato. Vediamo se c'è di meglio. Ho cavallo qui, la torre deve andare via o deve essere semplicemente difesa, tipo così. No, deve andare via. Va via qua. Al che io ho scacco matto qui. Forse è meglio cavallo G4. Attacco la torre, che si deve spostare. Se va qui arriva lo scacco matto. Cavallo scacco, cattura qui, scacco. Si mette qui, ha qualche risorsa. Calcoliamo, cavallo G4. Cavallo F1 mi attacca la regina. Cavallo F1 mi attacca la regina e si salva, niente, dobbiamo andare così. Scacco. Il cavallo è il difensore della torre, la mia idea è quello di deviare il cavallo per far sì che la torre rimanga senza difensori. Si muoverà col re? Non lo so cosa intende fare. Credo che mi catturi il cavallo. Se no, dove va col re? Se va qui sul re ho cattura. Cattura e poi ho sempre l'idea di cavallo G4, davvero.
2 minuti e 54. Attenzione. Vediamo cosa fa. Forse ha capito che non può rimuovere il cavallo, perché altrimenti perde la torre. E cioè, non è facile per me perché ho poco tempo, devo essere molto, molto preciso e trovare sempre le mosse corrette. Vediamo un po'. Cosa decide di fare su Re F1? Su Re F1 io ho cavallo qui subito forse. Anzi, ho subito cavallo lì su Re F1. Cavallo lì, torre qui, donna in H3 in chiodatura. Giusto, no? Ho questa cattura sicuramente, ho questa cattura che non è male. Sicuramente non è male. Cattura qui, torre qui, tac. Forse questa è meglio. Forse questa cattura è meglio. È vero che lui ha le scoperte sulla donna, ma quando toglierà questo cavallo io potrò catturare qui, quindi guadagno un pezzo secco. Per esempio, cavallo qui, catturo, mi ritrovo con un pezzo in più. No, ho calcolato male perché lui mi cattura l'alfiere, io gli catturo la torre con scacco. Calcolato male. Vado comunque in vantaggio, ma ho calcolato male. Cavallo qui è forte. Cioè, è forte. Funziona. Calcolato male. Speriamo che sbagli. Sai, quando facciamo degli attacchi, anche se non sono corretti al 100%, funzionano. Ok, la torre è sempre... Ok, devo muovermi abbastanza in fretta. Tengo pressione su cavallo e su torre. L'importante è tenere pressione. Vediamo che cosa fa, cosa si inventa. Se ritorna qui è il momento di cavallo qui. Tra l'altro cavallo qui minaccia anche cavallo qui, che non mi sembra affatto male. Forse la potevo fare da subito prima, non l'avevo calcolata. Avevo calcolato che lui poteva giocare... Ok. Ok, vado con l'alfiere, con minacce gravi, oppure mi posso prendere la torre. Io penso che la torre lì sia abbastanza in una brutta posizione, quindi gioco alfiere. Se ora salva la torre va bene, non ci sono problemi perché tanto sarà molto passiva. Ha deciso di darmi anche... Ok, ora ho un vantaggio di più 4. Solo 2 minuti, mi aspetterò uno scacco. E ora questo re deve trovare una sistemazione. E lo sistemiamo dove lo sistemo sto re? Qua o qua? Sistemiamolo qua, dai, è più sicuro qua. L'idea è torre 8, faccio entrare in gioco anche la torre, deve entrare in gioco anche questa torre, quindi l'idea possibile è anche portare il re in H7, devo essere molto veloce. C'è questa manovra qui che è devastante ora. Ok, inizia a cambiare un po' di pezzi, va. È il momento di cambiare i pezzi. Torre qui, matto. Si arriva con la regina. Esatto, dovrebbe funzionare. Dovrebbe funzionare, c'è lo scacco matto qui. Ovunque vada, no? Ovunque vada è scacco matto. Ok, sì. La fortuna aiuta gli audaci, come si suol dire. Ok, penso che mi debba dare la regina per la torre, perché se appena sposta la regina ovunque, se cattura qui o cattura qui, questa mossa è scacco matto. Perché la mia regina tiene troppo sotto controllo il suo re, c'è bisogno solo di uno scacchino da parte di una torre e il re non avrà più via di fuga. Faccio un pre-move per guadagnare un po' di tempo, casomai mi catturi la torre, nel momento in cui vada a sacrificare la sua regina sulla mia torre. Vediamo un po' che succede.
Esatto, l'ha fatto. L'ha fatto, ora devo correre, dare scacchi, mangiarmi i pezzi, portare in gioco la torre, assolutamente. Il re lo manderò sul bianco, visto che lui è l'alfiere scuro che farà scacchi su scuro, io vado sul bianco. Così non mi può dare scacchi o robe varie. Faccio uscire la torre perché solo con la regina non si può dare scacco matto, questo è importante saperlo. Adesso faccio questa mossa molto importante. Facciamo così, perché lui vuole andare nell'angolino. Fa niente, tiriamo fuori i pezzi. Facciamolo andare nell'angolino dove vuole andare. Ah, potevo catturare qui subito, che stupido. Va bene, abbiamo poco tempo, va bene uguale, questa me l'aspetto. Poi arriverà lo scacco, si metterà davanti l'alfiere, arriverà da qui, si metterà dietro la torre e manderò a promozione un pedone. Ok, mette l'alfiere. E ora porto il pedone a promozione. Non voglio rischiare, non voglio giocare robe. Posso giocare anche prima donna qui anche, che non è male. Urco, niente, nessuna di queste due. Scacco. Scacco di nuovo. Può andare solo qua. E adesso inchiodatura. Inchiodatura su questo alfiere che non può muoversi. Credo che arrivi il matto alla prossima. Torre per alfiere. Non regina, altrimenti può scappare qui, si salva. Ma torre per alfiere. Ok, totalmente intrappolato. Matto forzato. In Zugzwang. Urco era quasi stallo. Era quasi stallo. Può muovere solo questo pedone e la torre. È quasi in stallo, incredibile. Non può muovere niente. Il re non lo può muovere. L'alfiere non lo può muovere che è inchiodato. Questo pedone non lo può muovere perché è bloccato. E potrei già fare un pre-move di torre per alfiere. Ok, lo farò. Torre. Re qui o qui e scendo con la regina, matto. Ok, partita tachicardica. Torniamo indietro e la rivediamo. Allora, qui lui ha giocato una mossa non buona anche perché si è bloccato l'alfiere, no? Non abbiamo detto che all'inizio bisogna sviluppare i pezzi per arroccare, qui lui si è bloccato l'alfiere per preparare l'arrocco, questo è sbagliato. A questo punto non avrebbe avuto senso giocare normale, tiro fuori i cavalli, ma se il bianco non lotta per il centro me lo prendo io, quindi D5 subito decisiva, cattura, sono uscito con la regina e ora qui mi aspettavo un cavallo C3 perché quando c'è la regina così al centro sviluppo un pezzo gratis e ti attacco la regina. Su cavallo qui non avrei spostato la regina perché se possibile sviluppa sempre pezzi, ma avrei giocato un'altra cosa. Su cavallo qui avrei semplicemente giocato alfiere G4, inchiodatura, quel cavallo non poteva mangiarmi la regina. Qui ha cambiato colore, ma va bene. C4 è andata invece la partita, regina che è tornata a casa, G3, lui continua a muovere solo pedoni. Qui forse ho avuto un eccesso di prudenza, potevo giocare in un altro modo, ma ho evitato che lui spingesse ancora. Qui mi immaginavo una presa di spazio, quindi l'ho tappato ancora. E qui guarda la barra del nero, è tutta piena, meno 2,66. Perché? Perché lui sta muovendo solo pedoni, ha scoperto il re, tutti i pezzi sono ancora a casa. Io invece cercherò a breve di tirare fuori tutti i pezzi e questo fa la differenza. Con un esercito bisogna andare tutti all'attacco. Io ho 3 pezzi sviluppati contro nessuno. Finalmente tira fuori un pezzo, ma lo inchiodo. Questo pezzo non si può più muovere e tiro fuori un pezzo mio. Quindi cercare sempre di creare fastidi sviluppando allo stesso tempo. L'alfiere è qui potevo far finta di nulla e arroccare, ma ho trovato questa combinazione. Se io gli catturo l'alfiere, lui va con la torre e io posso guadagnare un tempo gratis con la regina. Cosa vuol dire guadagnare un tempo gratis? Fare una mossa e il tuo avversario non può fare quello che vuole, ma deve prendere provvedimenti contro questa tua mossa. Questo significa guadagnare un tempo gratis. E qui l'ho guadagnato perché ora la torre deve fare qualcosa. La torre viene portata in H2,
Qui entro in G4 grazie a questo mega buco che lui mi ha permesso e qui attacco tutto, cioè qui ho tutto sott'occhio. Qui mi sentivo benissimo. Qui addirittura si prende lo scacco su G3, c'è il re al centro che non potrà mai più arroccare, pieno di buchi, caselle pieno di buchi, qui gioco cavallo, lui va qui, catturo questo pedone, forse c'era di meglio perché la barra sta scendendo, qui cerco ancora di catturare, qui lui decide di semplificare tutto, quindi mi dà un cavallo e io faccio cavallo per cavallo e qui mi dà la qualità, cioè mi dà una torre che è un pezzo che vale 5 punti per un alfiere che è un pezzo che vale 3 punti, quindi in gergo scacchistico si dice che mi ha dato la qualità. Quando il tuo avversario ti sacrifica la torre su un cavallo o la torre su un alfiere si dice che hai la qualità. E qui sto bene, qui cambio ancora i pezzi, perché? Perché ho la qualità, ho 2 torri e regina contro torre e alfiere. E qui niente, qui c'era lo scaccomato. Qualsiasi posto lui andava, qualsiasi, c'era questo che era scaccomato. Quindi decide di darmi la regina e qui la partita è finita. È solo questione di trovare il modo poi per chiudere la partita più velocemente possibile. Dunque, se il vostro avversario vi risponde in maniera timida, controgiocate sul centro per prendere spazio e sviluppare il più velocemente possibile i tuoi pezzi.